Ragazzi, ci stiamo dirigendo in montagna. Vogliamo provare a scoprire se riusciamo a trovare l'argento e sbloccare qualche altra costruzione o arma. Ecco, ora vediamo cosa c'è qui. Non siamo mai arrivati in montagna. Una puttanata, ma questi qua sono anche in montagna. Andatevene. Ok, bisogna pozionarci, giusto? Sì, 10 minuti anche questa, dai. Ottimo. Cioè, che pallosi Sembra questi. reggere. Siamo belli in alto. Ci siete? Non lasciatemi da solo. No, sono io che sono rimasto solo. Andiamo verso Sto qui. scivolando Quindi, male. Bisogna seguire il sentiero. Cerchiamo di andare nel posto più alto. Boh. Se e da allora salite una su. grotta, un qualcosa. Cacchio ne so cosa stiamo cercando qua. 10 minuti di... Io non vedo una mazza. Oh, devo andare qua. Lupi, lupi. Andiamo a scoppiare i lupi. Ci siete? Aspetta che sto ricaricando la barra Non avere dell'energia. fretta. C'è. No, torna indietro. Sto Ah, è tornando indietro. pizza questo. Vabbè, si aspetta a voi, puttana troia. Ma io c'ho anche l'energia, Letto di drago, tappetto di lupa, sbloccato, uccidiamo queste cose. Ah, tappetto... Ma che cazzo te ne frega del tappetto di lupo? Beh, Ah, è la sicuramente pelliccia. aumenta le cose, sì. Magari Cioè, dobbiamo scoppiare più lupi possibili per farci qualche indumento strano. bisogna vedere quanti ne troviamo Ok. in giro. Cazzo, è una tormenta. C'è Eh, brutta tormentona qua. e magari riesce anche il troll del gelo. Eh, ci sarà qualcosa del genere, sì. Non si vede più nulla. Ottimo. Mm. Arriviamo dall'altra parte della foresta, no? Vai lì su, vai lì su. Vado a vedere qua su, in cima alla montagna, che cazzo c'è? Non mi ritocchiato. C'è un drago. C'è! Ehi, Cazzo Chi è è? qua? Un wow. Drake. Prendete l'arco. Merda. L'ho beccato. Un Drake 43. ti mancava. Dai. Va bene a scoppiarlo. Ce n'è un altro qua. Eh, Ucciso. Ehi, a uno sì, sì. è morto. Vai a vedere cosa ti ha dato, Lallo. Eh, Eh. È caduto qua. E ah, dov'è? nuova Ghiandola materia. congelata ci ha dato. L'hai recuperato. Questo organo misterioso mantiene una temperatura perfetta. C'è deposito di ossidiana pure qua. Scoppia. Troppo difficile. Non so come si spacca. C'è il lupo qua. Vado giù. Quindi ci sono anche i Sì. draghi. Wow. Ci sono un paio di lupi qua. Occhio. Aiuto. Troppo difficile.
zanna di lupo. Quindi mi ha c'è dato. l'ossidiana. Ma Non questa devi si avere spacca. Bisognerà fare... una cazzo di macumba. Continuiamo, scendiamo un po' giù. Con cosa si spaccherà? Con la mazza ci avete provato? Una mazza di ferro, boh. Spaccare l'ossidiana. Non si poteva potenziare il piccone. Boh. Io non la mazza. No, Troppo difficile. No, sicuramente si deve potenziare il piccone. dici questo stesso piccanchio. O potenziarlo a farne un altro. Tica sa sbentugliare. Sì. Ragazza maestra Lara c'è ora. Però minchia è difficile, storia da scoppiare non ce n'è. Minchia. C'è un lupo lì. Un paio. E uno anche dietro di noi, oh. Vedi, così deve essere la cosa. Noi che scoppiamo gente. Qua. Cos'è questo minerale qua? Questo è solo una roccia. Sa che è un po' ripida la cosa qua, Ma qua stiamo ritornando giù verso... come si dice? ormai sto La scendendo. foresta. Sì, non è stata un'idea geniale, però vabbè. Siete scesi? Si può risalire da qua. Sono a metà. Resto su o scendo anch'io? No, Cazzo dobbiamo fare? Ma sto andando un po' qui, risalendo, però ci sono meno di 3 minuti di pozione, penso che dopo possiamo decidere cosa fare. Vediamo come si fa l'ossidiana, cioè cosa... Come si prende l'ossidiana? Boh, l'argento... Non sembra Io ci sia. sono caduto fuori. Sì, l'argento qua magari non lo dà, magari in pianura, non lo so dove trovare sto cazzo di argento, boh. Salve ragazzi, ancora una volta a Valheim, come notate siamo in montagna e stiamo per trovare dell'argento per la prima volta. Come cioè, speriamo sia argento, perché praticamente quello che succede è che quando c'hai la forcella addosso e si illumina in montagna vuol dire che c'è un tesoro da qualche parte e molto probabilmente il tesoro è un bel gruzzoletto di argento che ancora non abbiamo trovato, quindi se riusciamo a beccarlo vediamo cosa ci fa costruire, cosa riusciamo a scoprire. Un dragoglione qua. Ma dove escono questi scheletri? Non è che c'è un... Controlla un po'. sì, qua. Ok. Il mucchio di merda l'ho distrutto. Anche il drago è ancora lì. Ce n'è un altro dietro. Questo l'ho ammazzato. Ho un po' rotto il cazzo. Insomma, abbiamo girato un po' su questa montagna. Anzi no, questa è la terza montagna che ci siamo girati e finalmente ci sta dando qualcosa.
Ora dobbiamo vedere dove scavare. No, qui non tanto. Qui? Forse più su. Ah, qua. Trovato? Non lo so, sta andando a manetta qui. Questo, Silver, aspetta, pesa. Ah, ok, ho visto. Stiamo scavando in profondo. Che stiamo scavando la fossa. Nuovo materiale argento. Ora dovremmo lavorarlo anche. Prendiamo tutto. Una bella avena abbiamo trovato, no? Sembra di sì. Drago. Minchia, ragazzi, abbiamo beccato un golem di pietra. Pisa è scappato, giustamente. Chi l'affronta questo coso qua? Non l'abbiamo mai visto prima. Un po' di danno le frecce di ferro glielo fanno. Minchia, Sì. anche lui fa un po' di danno. Ti ha ammazzato? No, però me ne ha tolto tipo 75, tipo un troll. È a livello dei troll, dai. Cosa facciamo? Ce lo tentiamo o lo molliamo? Frecce ne hai. Ce ne vogliono molte. Io ne ho solo 8. Allora direi di no. Qua ci deve essere un'altra vena. Cerca Venere, segniamo sulla mappa. E quella non sono riuscito a segnare. Segno io, dai. Ok. No. Cioè, questo coso però lo vorrei ammazzare. Vediamo quante frecce c'ho. 8. Boh, segna a manetta, ma non ho trovato nulla. No, poi c'è questo. Riprendo un po' di silver. Sei arrivato lì? Davanti a me Però però. c'è questo bastardo. Ti ha puntato, gira, gira. Forse con la mazza. La stessa mazza che abbiamo usato per uccidere il blob. Allora, riequipaggio tutto. Vai, dagli un paio di frecciate. Io sono a 3, non ce la faccio. Caricale bene, che cazzo ne stai tirando scagareggiate. Io morto praticamente. Yuhu! Cazzo ha dato un cristallo. E basta, cristalli. Bisogna vedere che cazzo si può fare con questo cristallo pure. Spacchiamo però. Io devo segnare che questa l'abbiamo finita.
Insomma, abbiamo controllato Ok. cosa si può fare con l'argento e il solito tran tram. Puoi farti la corazza del lupo che vuole 20 di argento e c'ha armatura a 20 che in confronto alla, alla corazza di ferro ne ha 14, quindi è un ottimo incremento, soprattutto se devi andare in pianura per essere più protetto, perché in pianura ci sono quei goblin che ti spaccano le ossa proprio. E quindi insomma c'è anche la spada d'argento che è bella cazzuta. Taglio 75. Quanto c'hai di taglio tu che c'è la spada di ferro? La mia 55. Io ho quella di bronzo a livello massimo che arriva a 53. Insomma, sì, ci dovremmo fare tutte le cose d'argento. Quindi spenderemo un paio di giorni in miniera. A lavorare. Sì, la cosa buona è che noi siamo ancora accampati principalmente qui. Abbiamo un altro punto. Mi sembra che questa era la seconda casa che avevamo fatto all'episodio 3 o 4. E la nostra fortuna è che praticamente questa montagna è ricca di argento e siamo abbastanza vicini. Abbiamo anche un paio di navi e possiamo trasportarle tranquillamente tutti i minerali per poi costruirci tutto. Però sì, penso che un paio di giornate dedicate solo a scavare, a estrarre argento ci vogliono. Abbiamo esplorato anche queste montagne qua e qua, ma sembrano troppo piccole, non abbiamo trovato nulla, solo un po' di ossidiana. Quindi insomma, sì, nei prossimi giorni ci concentreremo a estrarre l'argento e a costruire i potenziamenti e poi probabilmente il quarto boss ce lo darà quando investighiamo, quando andiamo a esplorare la pianura. Però finora in pianura ci hanno sempre ucciso abbastanza velocemente, Da quindi schiaffoni. eh sì. Quindi sì, insomma ragazzi, questo è quanto un classico di Valheim dove a ogni progresso devi spendere un paio di giornate a estrarre i materiali e a progredire. Un po' ripetitivo, sentiamo la pesantezza di questa ripetitività. Come notate oggi l'allo Chrome non è dei nostri, si è preso un paio di giorni di pausa, che lo capiamo. Preso ferie. Sì. Con Pisa siamo qua storici Ferie in, pagate. in fonderia. Vabbè, ragazzi, dai, ci rivedremo al prossimo episodio una volta che ci saremo potenziati un po'. A presto, buonanotte.